Un protocollo condiviso che punta a tessere una rete per far sì che l'ingresso nel mondo del lavoro per le persone straniere vada di pari passo con una piena integrazione che tocchi l'ambito abitativo e quello sociale. A San Donà di Piave, Confapi, istituzioni, associazioni parlano di assunzioni di persone straniere costanti nella zona. Valorizzare il capitale umano fa bene, secondo piccole e medie industrie veneziane, non solo ai lavoratori ma anche alla crescita. In un contesto di mancanza importante di manodopera, ma anche in un contesto in cui l'Istat in questi giorni certifica che il nostro rapporto deficit-PIL è al 3,1 e quindi il nostro paese è un paese che cresce troppo poco. Tutto questo possiamo superarlo e affrontarlo soltanto valorizzando le persone, i lavoratori e tutti i nostri collaboratori. Dai passi alla rete, questo il titolo del confronto vuole portare ad un progetto che comprenda tirocini, soluzioni abitative per una vera integrazione, ben oltre l'orario di lavoro. Il sistema migliore per l'accoglienza degli stranieri sia proprio quello della loro integrazione nel tessuto sociale della nostra città metropolitana, ovviamente delle città italiane in senso generale. E questa iniziativa risponde esattamente a questo progetto. Bisogna cercare di non ghettizzare le realtà straniere che vengono in Italia, quindi non tanto una società multiculturale quanto una società integrata. Questo è il nostro obiettivo.